Titolo: La terra degli Inca. Perù. Il suo nome in lingua quechua significa ombelico del mondo. Capitale: Lima, chiamata anche la città dei re. Fuso orario: l'Italia è 6 ore avanti rispetto al Perù. Clima: il Perù ha un clima molto vario, cambia a seconda dell'area geografica e dell'altitudine. Quando visitarlo? Nella regione andina la stagione secca va da maggio a settembre. Lingua: spagnolo. Ci piace per i suoi tesori inca nascosti e per la bellezza indimenticabile di Machu Picchu. Benvenuti a un'altra puntata di Passione Viaggi che assieme a Serena Cividin ci porta in un luogo molto particolare, molto affascinante, che da un po' di tempo appunto conosce come si potrebbe dire, un interesse notevole da parte del turismo. Devo dire anche la verità, poi ti cedo il microfono, che ci sono dei luoghi dell'America Latina abbastanza insospettabili, il Guatemala per esempio, dove nel giro di pochi anni sono riusciti a mettere su, se non un'industria turistica, certo, ma comunque a mettere su una consapevolezza delle loro possibilità anche dal punto di vista turistico. Vero, il mondo adesso è sempre... Il mondo viaggia, no? L'umanità è in perenne movimento, per cui insomma il turismo può essere veramente la chiave di volta per alcuni paesi che nascono baciati dalla fortuna con dei posti straordinari. Il Perù è sicuramente uno di questi, uno dei viaggi più straordinari che si possano fare, uno di quei paesi che anche se di cui hai trovato tante tracce fotografiche, quando sei lì rimani veramente a bocca aperta. Io l'ho fatto l'anno scorso, è stato un viaggio che metto nella mia hit parade dei primissimi posti di viaggio, veramente un viaggio straordinario. Una volta, scusa se ti interrompo, si andava, magari chi aveva una passione particolare per un certo tipo, no? Sì. Ma anche per un certo tipo di cultura. Per esempio, in tempi non sospetti, mio cugino andò in viaggio di nozze in Perù, ma lui era, ed è ancora, come si dice, pregno di cultura sudamericana, inca, eccetera, certo. Quindi lì era abbastanza concepibile che in quegli anni andasse in quel posto. Adesso credo sia un pochettino più... Sì, sai, il Perù è uno di quei paesi che risponde veramente a tante domande curiose di viaggiatori, perché è un paese che ha un paesaggio straordinario, ha dei colori fantasmagorici, ha una storia, quella degli Incas, che si apre a 1000 punti interrogativi, ha una popolazione magnifica e ha delle fotografie che ti lasciano senza fiato. Primo punto, l'arrivo è nella capitale, Lima, dove bisogna necessariamente arrivare perché i voli intercontinentali atterrano solamente a Lima, una notte più che sufficiente per una città grande, importante, ma dove tutto somma che non nasconde le cose più belle del Perù. E poi cosa fare in questo paese che sembra piccolo ma non lo è e che abbraccia veramente varie cose da vedere e anche cose così distanti, diverse da loro, e che non ha una buona rete ferroviaria, per cui è un paese in cui muoversi in macchina. Lasciando Lima si percorre la cosiddetta Panamericana, per cui una strada costiera. La prima tappa di solito di un viaggio in Perù è Paracas, che è un parco nazionale molto bello, il deserto e le dune che si affacciano sul mare e soprattutto le isole Ballestas, un gruppo. Questa è Huachina, questa è proprio la zona di Paracas, le isole Ballestas, che sono un grappolo di isole al largo della riserva nazionale di Paracas, dove andare a vedere un sacco di animali, foche, uccelli, cose. Questo è il Candelabro,
è il primo grande segnale che si incontra facendo questa strada in Perù. Che posti magici, per cui Isole Ballestas, per il Parco Nazionale Paracas, deserto, si continua in macchina per fermarsi, per arrivare in un primo grandissimo enigma peruviano che è la cittadina di Nazca. Nazca è un posto fuori dal mondo, un assaggio di Nazca sembra esserci offerto dal candelabro, questo strano disegno sulle pendici della collina. Nazca è il luogo che ospita questi incredibili disegni che io non ci volevo andare l'anno scorso a Nazca, poi ho voluto esaudire così un desiderio di Mauro e devo dire la verità che alla fin fine sono stata entusiasta di essere stata in questo posto veramente incredibile, veramente lontano dal mondo e veramente in cui tu assisti dall'alto a questi disegni magnifici, enormi, grandissimi e ti poni mille dubbi. Noi eravamo lì a guardare, leggere, cercare di capire, farci ascoltare la guida, ascoltare le storie extraterrestri, Incas, chissà che altre cose possono esserci, sono lì, sono enormi, li vedi e vivi vivi con un'emozione non da poco. Bisognerebbe chiedere a Shirley MacLaine se hanno dei significati. Però è fantastico, no? È veramente è un posto che ha la sua magia. Tra l'altro a Nazca c'è questo paesino piccolo, c'è un delizioso e curiosissimo museo tutto italiano, si chiama il Museo Antonini, retto e gestito dagli italiani, ed è stato uno dei momenti così toccanti del mio viaggio, perché il direttore ci ha accompagnato a vederlo, a visitare, a raccontare questi anni di fatica, perché loro continuano a scavare vicino a Nazca, stanno scavando delle straordinarie piramidi e sembra che ce ne siano tante, le difficoltà di reperire fondi e l'entusiasmo di poter vivere questi momenti, cioè, per cui è stata una tappa sicuramente faticosa, raggiungibile solamente via terra, ma che ti fa battere il cuore. Per vederli hai due modi. Per vedere i disegni di Nazca il metodo migliore è imbarcarsi dei piccoli voli un po' traballanti, perché per farteli vedere si inclinano, per cui devi essere abbastanza oppure hanno appena finito di costruire delle grandi, come vuol dire, oddio, come si spiegano, delle grandi impalcature, ho capito, ma molto alte, per cui dove li vedi completamente, comunque non pensavo tutti, ma ne vedi ne vedi 2 o 3, per cui ti danno comunque lo stesso impatto emotivo. Da lì altre ore di macchina, ma un percorso paesaggisticamente molto molto bello, per arrivare nella città bianca del Perù, Arequipa, la città della festa, una città in cui proprio la personalità e la cultura del Sud America trovano il loro apice. La città bianca, perché è tutta costruita così ed è piena di feste costanti, di persone, di popolazione in costume. È una città magnifica che nasconde dei tesori da visitare bellissimi, come un convento enorme, coloratissimo nel cuore della città, o come tanti altri posti. Dico, nei viaggi bisogna lasciarsi sempre un po' di curiosità aperta. Noi a Arequipa siamo andati a scoprire, ma così proprio trovandola per caso, in un vecchio convento, abbiamo suonato, ci siamo fatti aprire da loro una vecchissima biblioteca, libreria, avevo letto su una rivista di andarla a vedere, sono quelle cose che dici sono fortunato a poter viaggiare. Da Arequipa abbiamo continuato, si continua, anzi sto raccontandovi il nostro viaggio, ma un po' il viaggio organizzato in Perù. Il viaggio può essere un po' più breve, senza Nazca e senza Paracas, oppure invece un po' più lungo, con quello che racconterò adesso e questo che ho appena raccontato. Tappa dopo Arequipa, per chi fa il viaggio un po' più lungo, una cosa curiosa, si va a vedere il volo del Condor. In alcuni momenti dell'anno, durante l'estate, si supera il Canyon de Colca, che è un passo molto alto, e si va dove si hanno questi incontri
Eccolo. E si va a vivere una cosa che a me sulla carta forse non nascondeva grosse emozioni, ma invece viverlo lì è incredibile. Il condore è enorme, tu sei su un terrazzamento e vedi questa specie di enorme animale molto curioso, viene anche molto vicino a te, che si libera in volo e sembra danzare. Ma tutto questo avviene in terrazzamenti e in un paesaggio che sembrano veramente strepitosi. Da qui, questo è incredibile, il Perù ti offre queste cose, ma durante tutta la strada tu vivi la vita della gente, vivi il paesaggio, è veramente straordinario. Dopo Arequipa, dopo il Canyon de Colca, solitamente la tappa successiva è il punto più alto del Perù, che è Puno. Puno è una città, non è una bella città, Puno, io trovo che tutto sia bello da vedere nel mondo, ma a Puno è curioso, non bisogna pagare le tasse se non vengono dipinte le case, per cui è una cittadina totalmente senza case dipinte, così risparmiano, ma è un punto d'approccio necessario, magnifico. Non hanno il 110. Ecco, bravo, perché da Puno fai una delle escursioni più famose del Perù, che è il lago Titicaca. Puno giace sul lago Titicaca e da lì parti alla visione per andare a scoprire le isole galleggianti, che sono realmente delle isole galleggianti fatte con della paglia, con delle... Queste qua. Ecco, vedi anche con le case galleggianti, tu ti muovi con queste barche o con delle barche a motore, è la popolazione degli Uros che vivono ancora in vestiti tradizionali e vivono su queste isole che sono fluttuanti e che ogni tot anni devono ricostruire. E è un'altra delle giornate così fantastiche, perché di fronte tu sei sul lago Titicaca, vivi gli Uros, vivi isole come Taquile e altri punti, ma soprattutto da lontano si ergono le cime della Bolivia, per cui sei in questo enorme lago più grande del mondo, con dei colori che durante la nostra estate sono incandescenti, tanto belli sono, magnifico. E questa è solo la prima parte, ci manca ancora la parte più bella del Perù, perché ancora non abbiamo incontrato coloro che sono stati gli artefici di questo meraviglioso paese, che sono gli Incas. Da Puno ci si muove in macchina e si va in quel posto meraviglioso che si chiama Valle Sacra e che va ad ospitare tutti i luoghi più importanti, villaggi, paesini dove gli Incas hanno lasciato le loro tracce. Faccio dei nomi: Ollantaytambo, Pisac, Cincero, che sembrano non voler dire nulla, ma sono invece luoghi dove gli Incas hanno costruito le saline che fornivano il sale a tutta la loro popolazione, ed hai una delle più belle fotografie del Perù. Cincero, dove ci sono i tessitori peruviani che fanno i tessuti più belli del mondo. Ollantaytambo, questo è Pisac, e Ollantaytambo, da dove parte quella cosa magica che è il trenino per raggiungere poi Machu Picchu. Ecco, qui siamo proprio nella Valle Sacra, queste sono proprio queste strade che ho fatto io, ed è incredibile, veramente sei fuori dal mondo, incontri queste persone. Molto spesso hanno i cappelli, come vedete, diversi, i peruviani, il cappello per i peruviani è simbolico, per cui ci sono paesi che hanno dei cappelli diversi dagli altri, le donne nubili vestono un cappello, le donne sposate un altro, e per cui la Valle Sacra è il luogo dove gli Incas hanno lasciato le più ampie tracce. I cappelli e berretti farebbe la felicità del mio amico Maurizio Lorber, questo... Perché lui ha quei cappelli di lana tipici di quelle cose. Che verranno magari da lì. E sali all'Ollantaytambo sul questo treno magico, e ti avvicini al posto, diciamo uno dei posti più belli al mondo, uno delle visuali più emozionanti del mondo. Machu Picchu non ha alberghi, anzi ne avrebbe uno piccolo, molto raffinato, attaccato all'entrata, ma solitamente è l'unico, ma solitamente si dorme in una località, si chiama Aguas Calientes,
circa 25 curve sotto Machu Picchu, e fai col pulmino, arrivi in 15 minuti e arrivi a Machu Picchu. Noi siamo arrivati a Machu Picchu la mattina all'alba, perché io non volevo perdere un colpo del mio viaggio, volevo emozionarmi con le luci dell'alba, e siamo arrivati con Machu Picchu totalmente immersa nella nebbia, non si vedeva nulla, non si vedeva assolutamente nulla, dalla disperazione iniziale alla disperazione dell'ora dopo. E devo dirvi, siamo entrati alle 7 e alle 9:15, mentre eravamo ancora lì, veramente non si vedeva nulla, immersi nella nebbia, improvvisamente, come una scena teatrale, sembrava che si aprissero le tende del palcoscenico, le nuvole si sono dissolte pian piano ed è apparsa questa meraviglia che tu vedi su tutti i libri, hai visto le fotografie 1000 volte, e vi assicuro, non è possibile che non ti sgorgano le lacrime. Io veramente mi sono emozionata, è un posto incredibile. È un posto incredibile, sogno e mi auguro di poter tornare, vi auguro di poter andare, è un posto che ha una magia, una forza, una potenza, siamo quasi in Amazzonia, per cui è nascosto fra le montagne, è nascosto e ha montagne dovunque intorno, e ti apre una pagina della storia che è straordinaria, Machu Picchu, un giorno a Machu Picchu, che è a numero chiuso, per cui per fortuna pullula di turismo e di gente, ma adesso hanno messo un tetto massimo proprio per evitare problematiche, e solitamente il viaggio si conclude in un altro posto, in un'altra località che veramente ha un grande perché di emozione, che si chiama Cuzco, che è il punto di partenza per andare a fare delle escursioni sulle montagne colorate, è una cittadina che pullula di vita sudamericana, di umanità, mercati, religiosità, gesuiti, in un posto speciale. Una volta una mia cliente mi ha detto a Cuzco non occorre far nulla, basterebbe anche semplicemente star seduti fuori in un caffè a vedere l'umanità che ti passa, e l'ho trovato un grande consiglio di grande saggezza, perché viaggiare vuol dire anche questo. Grande viaggio, non perdetelo per la paura dell'altitudine. Un viaggio, esatto, va detto, un viaggio anch'io stessa l'ho lasciato perché avevo sempre paura di partire, e è un viaggio che si modula ad altitudini alte, sicuramente. I punti più alti sono Puno, 4.900 metri, non Machu Picchu come credono i più, ma è Puno, e poi il Canyon de Colca, dove ci sono i condor. Gli altri siamo sui 3.000-3.500. Bisogna, allora, per l'amor del cielo, qui ovviamente chi ha problemi non posso permettermi di consigliare, ma chi sta bene non si faccia fermare dal timore, bisogna approcciarlo con razionalità. Noi abbiamo seguito i consigli della guida, che banalmente ci diceva: bevete tantissima acqua, e noi abbiamo bevuto tantissima acqua, e mangiate molto poco la sera. Mangiando molto poco la sera non hai problemi digestivi, e io non ho mai avuto problema, non sono mai stata male, ho avuto il problema solo al ritorno, perché sarei rimasta volentieri a vivere questo viaggio. I viaggi sono sempre molto belli, ma un viaggio, io dico, non è bello solamente per quello che si visita, ma per le pagine che ti apre poi. Sì, perché il Perù, al di là di Incas, di città meravigliose, abitate come Cuzco, non abitate più come Machu Picchu, ha una grande storia da raccontare attraverso la sua umanità. Noi avevamo una guida indios che ci parlava della mamma che era curata da un curandero, che sarebbero gli sciamani, ci raccontava questo. Io a casa ho continuato il viaggio leggendo un sacco di cose sul Perù, sulla storia, su queste abitudini, sulle tradizioni, su anche questa conoscenza di persone così diverse da noi e così speciali. Un gran viaggio. Allora, ricordiamo, volo quant'è? Il volo sono 10 ore di volo, si vola o da Madrid, cioè Venezia-Madrid, Madrid-Lima, o Venezia-Amsterdam o Venezia-Parigi. Queste sono i 3 stradamenti. Diciamo come Los Angeles, dai, sì, un po' di meno. Un po' di meno. Allora, grazie a voi. Serena Cividin. Noi come al solito chiudiamo
con un accenno ad un film. Per dire la verità ce ne sono parecchi che sono stati, se non che si ambientano in Perù, ma che non sono stati girati anche in Perù. Per esempio Il Predatore dell'Arca Perduta è stato girato anche in Perù, però mi piaceva chiudere con Fitzcarraldo di Werner Herzog, grazie. che insomma è uno di quei film mitici che varrebbe la pena che la stessa elaborazione del film fosse raccontata con un film, che appunto racconta la storia di questo pazzo visionario che voleva portare l'opera appunto in Sud America, nelle foreste dell'Amazzonia, o comunque prima dell'Amazzonia, e il film è girato anch'esso in Perù. Alla prossima, Serena, Ciao e a grazie. tutti, ciao Umberto.